Ma sappilo, non son disposto a dimettermi. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Buonasera. Eccoci qua, amici telespettatori di Canal Furlan, partiamo puntate di Ostarie TV. Come sempre il nostro magazine che racconta il sito di Contaus, insomma, per chiese vostre, al di particolare che le Udin e dintorni, e non solo, perché no, è pescien da Chiarni e arriviamo io finta a Bisaccaria senza nessun problema. Il tempo, come si dice in questo caso, è veloce, dunque vendicori, e allora io passi su per la linea al nostro a me alla chitarra che ci suona una veloce entrata per dar via alla terza puntata di Ostarie TV su Canal Furlan. Sigla. Buonasera, una partenza grintose per queste terze puntate. Anche queste volte sin al chiantinut dal Borg, vicolo Silio, o vin lo stir che l'ha impegnata da Udin, o sin a Udin, giustamente il mio compagno di Mirindis, Mauro Missana, mi sottolinea così a Udin. Un musicista Giovanni Grison, ma non è nome lui, ho vinto ospite d'eccezione, poi di e un anche particolare, ho vinto Nicola Schert, Calvin dal Friuli dal nord, scrittore molto nord al di lui, dopo ho vinto Maggie Timeus, anche che non vende a sud dal Friuli, e ho vinto l'ospite più importante, Calecchi, che sarebbe anche il nevo dal mio Mauro Missana, Calecchi. Allora io passerei subito le parole a un po' di porra, ma vedo da Rindi, dai un guesù tal, un tocco di salam, se magari lo stiri puarte così, mi fa smignire un umore un po' più positivo anche a queste pure bestie. Ma Mauro? Allora, le tematiche che vengono sviluppate in questi giornate è ma Udin, è pardabot una città tan muarte, si discutante, si sono schiadenate i vari blogger di botteghe, sarebbe dice che scrivi su Facebook, sarebbe dice Ducce, e Ducce dice che è una città totalmente muarte, ma tai non sono d'accordo, come ad esempio Margherita Timeus, che è anche direttore responsabile di due giornali, una a Pordenone e una a Puarte, Portogruaro in tasca, Pordenone in tasca, oltre che sei giornalista e collaboratore dal quotidiano Il Gazzettin per pagine dai spettacoli ed è padre dal non stin mai di smettere. Dunque Maggie, allora, Ise Pardabon una città morta, chi stai? No, sinceramente non pensi che chi in Italia come ora se in tante città vivi, proprio tutte, perché la crisi è perduta, io sento amici dall'Emilia, da Lombardia, che non è che mi conti in che centro, e non fa in confronto con città come anche Milano o Roma, perché ovviamente le proporzioni alla di essi insensate. Ma è una mia di Udin che la vive a Reggio Emilia, che è depressa come diciamo, perché dice che di bande il sabide al coprifuoco a 9 di sera. Cioè a 9 di sera le morte. Allora Udin mal non è. Io mi confronto professionalmente con Pordenone e Puarte, non è che cioè, un par di settimane fa a Pordenone piace in settembre hanno stoppato un concerto per disturbo da quieta sia di sera. Allora saremmo tutti male Udin, ma forse tanti neanche a Pordenone sono proprio no?
Ecco, forse nessuna città ti mette così bene. Allora le crisi le hai perdute e questo atteggiamento di Cinin, provinciale Furlan, di che le Simpinor, di qualche altre bande, mi dà fastidio. Poi dopo che sulle necessità si può fare qualche ragionamento di famior, par sicuro. Il famior però di essere una sinergia, di essere. Sì, non mi sta bene che se di dove colpe o dal comune o dai commercianti o di che o di che l'altro. Forse la colpa è la di essere un cimi condiviso, no? Di finire con le guerre di bandi, le guerre di religione, se sentasse un cimi con serenità da dire no come un po' di infacchelt ai nostri limiti di base e di burocrazie, no commercianza può dire fa questo, commercianza e esercenza, e può dire fa questo, ai questi limiti di base, di sinergie, e così tutta la città di sentarsi e fare un ragionamento, fin tanto che resta questa specie di guerra di quartiere, no? Allora è tutte colpe del comune, è tutte colpe dei commercianti, è tutte colpe dai udinesi che sono provinciali, è tutte colpe dei furlans che vonde. Ecco, che chi era speciale dedicata a Margherita Timeus. Però io farei le meglio una domanda alle Marzullo. Allora, io dico, tu sei una bellissima bestia. Si fatti crescere i chiavei per un cibo per Marzullo, parece per dire. Sì, io ho stato a mettere le parrucche le prossime volte. Okay. Allora, ciao di diti. Tu sei scritto una bellissima bestia. Allora, so di che io una città di Chianza farei un complimento perché i Chianza sono bestie meravigliose. Ma Udine è una città a misura di Chianza, nel senso, Isa rispetto alle bestie e soprattutto che portano a torno di bestie, rispettino che gli altri. Allora, mi hai fatto due domande che hanno due risposte completamente differenti. Ma lei è Mauro Tonino che chi è? Un cadalosti, per dire. Sì, disinlo. Allora, Udin mi diceva, la mia amica, che non nominerai per non nominare politics, ma che lei dice le persone che dal comune hanno la responsabilità delle deleghe alle bestie? No. Da veterinari, da bestie, servizi veterinari. Udin ha 100.000 abitanti, Udin, nome Udin, comune di Udin. Il 10% di Tians è registrata all'anagrafe. L'esperienza mi insegna che tante int no il chip che cippare è dovere per legge, cippare il cane, scrivere l'anagrafe canina è dovere di legge, questo parentesi. Non è un parere, chiaro. Bon. Dismil facciamo Non sono mica opposti i smiltians. Si sta scaldando i muscoli comunque anche Nicola Scherte. Sì, no, ci rendi aiutati. Dicono che anche con tanti che probabilmente così a NASA non sono cippati 15, 7, 20 miltians che non sono. È una persona. Però addirittura. Le città di Udine ha un regolamento comunale e le regioni Friuli Venezia Giulia hanno una legge regionale serissima, una delle migliori dall'Italia, mi sembra la 12 dal 2012, ma forse di sono monade, ma insomma i regolamenti dei Chianza sono regolati da legge regionale, le che Furlane alle forse la migliore in Italia. I vin, sì, no, ma su che i vin non è un caso che in regione il randagismo praticamente non esiste, pochissimo, e è uno dei più alti tassi di sterilizzazione e non sono malattie infettive come le leishmanie che infestano il sud Italia o altre bande o la Croazia. Allora, è un paese che in cui Chianza, una regione che i Chianza si tratta bene, e un comune che ha una normativa
Io conosco una persona che le state multate perché le salute sull'autobus con un pincher, così un pincher, 2 kg di pian, all'era su miec pubblic e non aveva a borse le museruole. Sin una regione, serio. Ecco, questa è l'importante in Biele Robe, noi si sentiamo un tour di musica, dopo, dato che l'ha partecipato al Tabaiave in playback e le ultime risposte di Margherita Timeus, e varin anche l'occasione di conoscere di donde questo bravo scrittore che è Nicola Schert. Musiche. Veramente bravo. Allora aspetta, intervenendo a bordo campo, è appena arrivato il paron di chiesa, partanus il soliziar di Thais, perché non si chiama no a caso Starie TV, no Mauro Parchel, e come intanto che Mauro Tonino, il barber di Chicchi, ma Chicchi non viene di dare il vento perché non esiste di molto vento paitians, come si dice, ma insomma lo inventerei. Allora, si chiate a tor. Allora, riscominciando con la seconda parte di queste terze puntate, come che ti ho detto Mauro, non ha conosciuto in destra meno. Bene, allora, Feverin con Nicola Schert. Con Nicola Schert si è fatto conoscere con raccoltes di contis dopo l'arrivata il primo libro, si chiama I Tori Zumo. Continui un po' anche il troi artistiche che tu hai impostate e c'è un mai che tu scrivi se robe un ticot furo ogni tanto e si clama noir il genere letterario in questione. Allora, anzitutto mi scuso, io sono figlio di una friulana doc, mia mamma ovviamente, mio padre invece è sloveno, sono figlio di questa terra, e mio padre non mi ha insegnato lo sloveno, mia madre non mi ha insegnato il friulano, uno per difendermi. L'italiano me l'ho insegnato da solo sostanzialmente e alla fin fine sono partite vero con questi racconti pet, pulp erotic trash, che è stata una scusa a storie da bar sostanzialmente, molto aggressive, molto forti, molto di nicchia, che poi dopo ho portato avanti con invece un romanzo completamente diverso come contenuti, apparentemente fantascientifico, ma in cui continuo a scandagliare quella parte che mi interessa di più, ovvero la parte oscura dell'animo umano. E l'ultimo romanzo per l'appunto si chiama I Tori Zumo, una parola giapponese che significa la lotta rituale di un lottatore di sumo contro con la propria ombra, ed è comunque un romanzo completamente ambientato in Friuli Venezia Giulia, è entrato nella top 30 dei romanzi di fantascienza più venduti in Italia, in buona compagnia con Ray Bradbury. Sì, certamente, grazie. E quindi ne sono decisamente soddisfatto. Belle recensioni e adesso ci potrebbero essere anche dei nuovi risvolti riguardo a questo romanzo, dei quali preferisco non parlare ancora per scaramanzia, ma saranno comunque ambientati in questa regione. Ecco, le domande vengono spontanee, ma c'è mai tant pulp, tant trash, che tipo di romance proprio da indulare che sciampa sempre il morto, anche dentro il tetto raccolte di conti, sale sempre il morto, succedono robe strane, e il protagonista si è inviato a fa il divo, dopo investe le calve infreate dai suoi amici senza saperlo, ma le storie sono tutte così. Ecco, chi in Friuli tante passioni pal pulp, secondo te per quale ragione?
Allora, uno infatti come mi suggerisce la Maggie e volevo infatti dirlo, allora sicuramente c'entra la mia origine, io sono di Coccau Confine, sono nato Coccò, come dicevano Coccò, quindi siamo all'estrema periferia nord-est dell'Italia, dove veramente a 20 metri dal confine, per cui sono storie di confine. Ho vissuto poi 10 anni a Trieste, in cui ho vissuto delle storie di confine balcaniche anche, e poi sono finito a Udine, dove ho preso tutta questa mia esperienza e l'ho veicolata in questi racconti, che sono per l'appunto dei racconti forti, romanzati sicuramente, i protagonisti sono sempre gli stessi, ma sono delle storie in cui tutti si possono riconoscere, ma soprattutto l'occasione in cui mi metto a raccontare delle storie assolutamente scabrose, in cui le persone si riconoscono ma non vogliono ammetterlo. Collega Sì, scrittore, sì. per te qual è le mole che ti porta a scrivere? Allora, la prima molla che porta a scrivere è sempre una, ed è una sorta di disagio e di malessere, per cui si vuole, mi ricorda ancora una cosa particolare, mi sembra che sia stato un artista pordenonese all'epoca, anni 70, che aveva scatolato un pezzo di sterco cilindrico detto stronzo e l'aveva intitolato come merda d'artista. In effetti l'arte è questo, è espellere un bisogno che se lo tratteniamo altrimenti ci fa stare male. Si parte così, l'arte è fatta sul disagio, la maggior parte delle canzoni cosa sono? Storie d'amore che finiscono male, oppure gran parte della letteratura è basata su emozioni negative. Si diventa veramente artisti quando alla fin fine si riesce a raccontare qualcosa di positivo e solare senza diventare melense e banali. Per cui bisogna sempre avere il cur caldul, come Sì, certo. Per cui il percorso artistico è piuttosto lungo. C'è chi si ferma a raccontare solamente la parte oscura e fecciosa della società. E poi prima o poi bisogna fare un salto. Il salto io lo sto facendo sicuramente, secondo me, col prossimo romanzo. Ecco, cosa domande, dai Maggie. Scusa, Sì, però le domande che sono le domande, non le no, risposte. sinceramente, allora dovete sapere che io ero a scuola con suo fratello e Nicola quando era piccolo è un bambino bellissimo. Grazie, Tu adesso aspettissimo sei che la deve bellissimo lo entrare. stesso, ma sei il marito di una mia amica, quindi non posso azzardarmi a dirlo. No, Ma io gli è d'accordo, eh? no, ma tu è vero che quando uno scrive è vero che quando uno scrive per tirare fuori quella rabbia che ha dentro, quell'incazzatura che ha dentro, ok? Non trovi che il fatto che oggigiorno ci sono i social, che uno si sfoga, scrive i post sfogandosi, non sia un po', cioè non è che sfogandoti quei social hai perso di creatività o di voglia, che una volta noi a Tarvisio che c'era un cazzo Maggie, da fare, alla capire le domande, meglio. dai. Però i social non è letteratura, è uno sfogo e basta. Una persona si mette lì, vomita quello che deve vomitare al momento. Se avessi avuto i social da Tarvisio non sarei stata così incazzata e forse tu non saresti uno scrittore. Sono nato prima dei social, per fortuna, per cui in realtà i social li considero uno strumento che può essere utile finché lo controlli, altrimenti raggiungi il livello in cui lui controlla te, a quel punto non è più letteratura, ma è solamente, non è più una via espressiva, assolutamente. Possiamo fare una domanda anche a Omar, però. Ma voi domandavo, no, vi schiampi qualche strambalotta che scrivesse i libri? Non sai, dico che come sono abituato a fare i tweet, il Facebook, cioè i 140 characters e via di sé. Guardate che avessi sta lì. No, Maggie no, che non scrive mai. Io faccio un editoriale ogni volta per dare una risposta. Ma al di là di questo, si scrive mi lei a chi sfatti, strambalò, spatti lo stesso, oppure chi zovis di comò è un po' di fai chians? Beh, chi lavora di Falchian? E Dio lo benedice. Allora, il discorso legato ai social network non è assolutamente legato a un'espressione letteraria, è legato a un'espressione emotiva che è necessariamente legata a due fattori. Uno deve essere molto breve e incisivo, perché i tempi di concentrazione al computer sono molto brevi.
no? Una persona quando accede al computer ha già perso il 25% delle sue capacità cognitive, quindi deve essere qualcosa di molto semplificato, veloce, è un altro tipo di linguaggio. Rimane il fatto una cosa, che il racconto di per sé, che è un'espressione breve della letteratura rispetto ai social network, è un romanzo. Ma non perdiamo quello che è la capacità di vivere lentamente che dà la possibilità il romanzo. È l'equivalente, la differenza che sussiste tra un fast food e andare in un bel locale dove passare l'intera giornata a chiacchierare e a bere qualcosa in compagnia. Wow, come se vendi in via il discorso sulle così, perché siamo arrivati in Sompe, mi pare, no? Ecco, no, ma vai tendendo. Ecco, a proposito delle cucine, stiamo impianto una roba per Maggie che diventa proprio illuminante, pensi, perché tu sei conosciuto come le blogger de cucine, des recipes platadis. Io sono una che ha Plas Mangiare. Plas Mangiare mi piace Per Maggie 3 minuti. Le qualità delle robe che si mangia. Non arrivi a capire perché l'Inta va a mettere di criteri da scegliere le macchine invece che roba che si mette a panza e punto. Ecco, vi sentì anche il Paron di Chiase, sì. Ecco, vi sentì anche il Paron di Chiase che tra l'altro è il Paron di questo ambiente in dove che si respira Beatles e quasi vonde, ma anche tant'altro. Ecco, continuus, lo sai, una storiute curte sui Beatles. Ven qua, dai. Cioè, storiute curte per lui alle un quarto d'ora, ma tu vorresti di fargli in 3 minuti. Infatti, dai, va Sandro, ecco, dai. No, tu poi sta bene. Sì. Non sai, queste robe tecnologiche moderni, sì, l'hanno inventato 50 anni fa. Ma dai! Se devi dire un aneddoto sui Beatles, sì. Boh, poi devi chiedere, vedi che mi venta il chat. Paul McCartney non è morto. Paul McCartney non è morto, lo garantisci, lo devi cercare di chiedere. Poi devi qui che l'estate il primo abbandonare il gruppo, che nessuno pensavesse in dolce. Pensavessi in dolce a di Begis tra Lennon, McCartney oppure Harrison che stava in full come compositore eccetera, invece il primo in assoluto a abbandonare il gruppo che dopo l'estate pregata di tornare stava in Gostavo. Ha avuto durante la lavorazione dal famoso disco doppio Blanc, ha avuto una baruffa incredibile con Paul McCartney che con lui baruffava in praticamente i Dutch e lui aveva abbandonato ufficialmente il gruppo. Le sparì per 2 settimane, dopo gli altri due, Lennon e Harrison, sono andati a recuperarlo, l'hanno convinto a tornare dopo 2 settimane che stava in incidente e quando è tornato Paul McCartney ha fatto chattare tutte le batterie piene di rosis e di fiori, come si dice in furlan? Rosis, per scusarsi di quel che aveva venuto. Dai, non sapevo. Non è che Cormoso smenteato. E quindi le finite così. Perfetto, ecco, in belle storie, sentite, quindi salutare perché il regista nos dice che sarà isdotto, non è vero? Esatto, che esclama Don Giovanni Grisan, senza il don, parole Don Giovanni Grisan. Prima di salutare, allora, innanzitutto ringraziamo la cantinetta del Borgo Caudin, comunque lo vengono citata all'inizio della chiusura della nostra trasmissione. Ringraziamo Margherita come sempre e anche Kiki che è il nostro special guest, come si dice special guest in fondo? Ospite speciale. Ospite di vorrei notare che c'è buon paziente inglese. Sì. Ecco, Mauro, se tu hai idea anche tu prima di sera? Io direi che le serate sono state interessanti come che di prima, ho avuto altre figure nuove che non portano un spaccato diciamo che il Friuli. Per cui io direi da subito le parole alle musiche. E salutare. Mandi.
violin. Silvano, Chico Buarque de Olanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Peggio per te, bada badi bada bada bam bam bam.